Blindo Studios presenta. Pronto? Pronto signora, buongiorno. Buongiorno. La moglie di Benito, vero? Sì. Può dire a Benito che io stasera non posso? Aspettate che lo faccio. Ah sì, ecco, sa meglio, sì. Benito, capito. Come si fa? Pronto? Benito? Sì? Buonasera. Chi è lei? Volevo dirti che io stasera non posso stasera, Benito. Perché non può? Trombatela te la moglie, io non ce la faccio. Ma io non mi conosco, no? Come non mi conosco? Benito, io stasera non posso venire a trombarti la moglie, trombatela da te. Ma non lo so, Hai dei problemi. Lo so che avevo preso l'impegno, ma che vuoi? Mia moglie, sai, mi ha detto, vai, sa come fa. Mi tocca trombare lei. Quindi, senti, facciamo così, te la trombo domani? Sì, domani. Benito, vedo che l'ha presa bene, sono contento. Stasera ci pensi te allora. Ma deve pensare mia moglie se vuole trombata. se vuol trombata. Se vuole essere proprio mia moglie. Perché ormai noi siamo vecchi. Scusa, ma Benito, non sei te che devi decidere. Te mi hai detto, me la trombi te stasera mia moglie perché io non ce la faccio. Ho detto sì, volentieri, ma figurati. Poi te magari a tempo debito mi rendi il piacere e mi trombi la mia, no? Purtroppo però... No, io non posso trombare più perché ormai non ce l'ho più, cagnolo. Cosa non c'hai più? Ormai sono ammalato e mi si è ammusciato tutto. Allegria! Meno male che ridi. Sono ammalato e mi si è ammosciato tutto. Ammalato di che? Di malattia? Mi hanno operato dal cervello. Ah, nel cervello? Ma il cervello poi non ti fa rizzare l'uccello? Niente, ho avuto una... Cosa? un ictus cerebrale. Un ictus cerebrale, celebriamo insieme. Figlioli, quindi praticamente ti hanno operato il cervello e non risponde più l'uccello. No, ma ci dico, che niente. Come? Niente. No, comunque ora stai bene. Sì, sto bene. Però l'uccello che fa rima con cervello non... Ma scusa, ma se per caso ti operavano l'uccello poi non ti funzionava più il cervello? Poi non funziona più il cervello. E invece è meglio che funzioni il cervello che l'uccello, no? Il cervello è più importante, vero? Che l'uccello. Però anche l'uccello, è andato via, ma mi dica il suo nome però. È andato via. Ogni tanto cercalo, fallo tornare, no? Senti, Benito. Benito, allora, visto che te stasera non te la puoi trombare la moglie, chi te la tromba? Chi te la tromba? Nessuno. Vieni tu, vedi. Cioè, anche tua moglie, chiuso no, te, mia chiuso... moglie non lo so se vuole trombata. Se vuol trombata, ma tua moglie vuol trombata, scusa. Ma questo sì. Ma appunto, visto che te non puoi perché c'hai questo problema, io guarda, oggi no, ma domani te la trombo io, Va bene, no? Va bene? Sì. Te puoi stare, se vuoi puoi stare a guardare, No, me ne vado da tutto da casa. Vai a Zonzo? Sì. Vai a fare una bella passeggiatina, Sì. Vabbè, d'accordo. Allora guarda, io mi scuso tanto perché oggi non ce la faccio proprio, perché sai, io quando prendo un impegno, però questa volta non ce l'ho fatta. Non ce la faccio, vengo domani sera, Te vai a Zonzo, preferisci il pomeriggio? Quando vuole, anche di notte. No, vengo il pomeriggio, così ti vai. Di notte. Ti vai a Zonzo di notte? Sì, vabbè, ok. Allora vengo domani notte, ti faccio tutto il servizietto, no? Alla moglie. Lei... Il servizio bello pulito. Sì. Non senti. Sporcate le risola. No, per carità, io sono un professionista. Volevo sapere, cosa preferisce tua moglie? Non lo so, cosa preferisci? No, chiedo, davanti, di dietro, cosa? No. Questo no. Non lo so. Come non lo sa, non ti ricordi più? No. Sai, però insomma facciamo un servizio completo? Un bidet? Un bidet? Un bidet pure. Un bidet se lo deve fare lei, Cioè, voglio dire, mi raccomando, perché insomma, io lavoro bene, ma voglio lavorare sul pulito, sul pulito, va bene? Va bene. A domani, Benito, mi raccomando, Sì. Ciao. Benito, viva il duce. Viva il duce. Sempre, vero? Bravo, ciao. Ciao. Si chiama Benito, il che gli dovevo dire, no? Se si fosse chiamato Palmiro, gli ho detto viva Stalin, per dire, no? Però Benito, simpatico, operato al cervello, ma ancora, ecco, forse, magari l'operazione gli ha dato
l'humor, gli ha dato l'umorismo, gli ha dato l'ironia, ecco, magari prima non ce l'aveva, fatto operazione, ora è ironico, non gli si dice uccello ma è ironico, e tra le due cose sicuramente, insomma, a parte tutto quello che si possa dire, è meglio avere il cervello che l'uccello. Pronto? Pronto? Ma con chi sto parlando? Pronto? Sì. Ezio? Sì. Ma c'è Ezio? No. Era perché è al lavoro. Ah, è la moglie? Sì. Guardi, io sono Benito. Sì. Devo lasciar detto una cosa a Ezio, quindi Sì. lo dice lei? Posso lasciar detto a lei? O chiama sul cellulare. No, guardi, io preferisco lasciar detto a lei, cioè anche perché è una cosa che la riguarda, signora, anche. Stasera dica a Ezio che io sono Benito, Benito non può venire a trombarti la moglie. Come? Io stasera non posso venire a trombargli la moglie. A dover trovare la moglie. Sì, ecco, io stasera dovevo venire, Ezio mi aveva chiesto, stasera per favore mi trombi la moglie. E io ho detto, va bene, poi un inconveniente... Ma andate a fare in culo! Ma come? La signora ha realizzato alla fine e poi ha detto andate a fare in culo, cioè io e suo marito probabilmente l'ha messa anche lui. Beh, penso che non si debba ricavare perché è stata veramente esaustiva, sì. E quindi andiamo da qualcun altro. La situazione è semplice, è banale, banana, e quindi, capito, vediamo le reazioni. Devo dire che la reazione di prima di Benito è stata ottima, la reazione della signora un po' meno allegra. Va bene, vediamo un po'. Adesso, cambiando, andando da qualcun altro, ponendo questo quesito, non è un quesito, ma ponendo le persone di fronte a questa situazione, nel sud, che cosa viene fuori? Certamente il sud, sì. Certo, queste cose, ma per carità di Dio, la signora ha fatto un urlo veramente genuino, mi è piaciuto. Il culo! La roba, ragazzi, sì. Ora si va da un altro, certo. Vabbè, pazienza. Non si preoccupi. Però domani posso. Ah, va bene, allora domani se ne parla. Se vuole anche lei può essere, insomma, la metto in lista? Signora? Questi spariscono senza dare un segno. A me piacevano le belle riattaccate di una volta, sprung, ancora le fanno, ma certe volte non riusciamo a sentire. Beh, lasciamo stare perché lei per questo che vado da qualcun altro, cercando una reazione più incazzata che per il momento non ho trovato, tranne quella signora che mi ha mandato a fare in culo in modo assolutamente stentoreo, e io invece vorrei qualcuno che iniziasse a dire: ma cosa stai dicendo? Pronto? Sì. È Giuseppe? Sì. Oh, come va Giuseppe? E tu sei? Giuseppe in Pennsylvania. Giuseppe in Pennsylvania, dove vai? Com'era quella canzone? Chi la cantava? Gigliola Cinquetti? Qualcuno la cantava. Sei un autore di canzoni tu? No. Ah, no, perché sai le canzoni. Come stai, Giuseppe? Sì, ma sai chi sei? Chi sono? Se tu ti ricordassi di me, io mi ricorderei di te, sai, caro Giuseppe, sarebbe bello ricordarsi l'uno dell'altro, ma forse è passato molto tempo e allora i ricordi si attutiscono nel fluttuare del mattino, no? Purtroppo sì. E Giuseppe in Pennsylvania, Ma chi la cantava? Gigliola Cinquetti? No, ma che ne so. Comunque, caro Giuseppe, volevo sapere appunto come stai? Sei sposato? Sei vedovo? Come stai? Sì, ma chi sei tu? Non ti ricordi di me? No. Sono Lazzaro. Sei Lazzaro? Lazzaro, sì, Lazzaro. Resuscitato. Sì, è stato tuo figlio, è stato tanto carino quella volta, ti dico la verità. Viste, alzati e cammina, dici, ma che alzati e cammina? Mi faceva fatica perché ero morto, no? Madonna, è fatica. Eppure mi feci forza e uscii da quello stato. Devo dire, caro Giuseppe, ma tu, com'è andata poi nella vita? No, vorrei sapere. Hai fatto carriera, hai fatto fortuna, sei diventato qualcuno?
Io vorrei sapere chi sei. Ah. Guarda, se qualche altro non lo dice, ti chiedo il telefono. Lazzaro mi chiamo, Lazzaro. Ma ho detto Lazzaro, scusa, chi sei? Chi sei? Cioè, mi sembrava, come ha cominciato così flebilmente, no? Mi sembrava di dover intavolare un discorso magari un pochino più soft con lui, per vedere cosa veniva fuori, ma non ha voluto, e se non ha voluto io lo lascio stare in dogli sta. Oh, guarda un pochino, poi che tu gli vuoi trombare, la moglie a quello lì, mamma. Poi ha tirato fuori una canzone vecchissima, Giuseppe in Pennsylvania, veramente esisteva questa canzone. Ma chi la cantava? Ecco, lancio a voi la palla. Chi cantava Giuseppe in Pennsylvania? Non era Gigliola Cinquetti? No, vabbè. Io ce l'avevo anche, ce l'avevo avere questo disco, ma chissà dov'è. Sì. Ho fatto un altro numero, ma qui non. Qui non si va più in là, Sì. Giuseppe in Pennsylvania. Una canzoncina così assurda, insomma. Io non dico Gigliola Cinquetti. Io dico Gigliola Cinquetti, poi voi fatemi fare, Sì. Giuseppe in Pennsylvania. Mamma mia, ragazzi. Cioè, come mai conosci perché io raccolgo i dischi, capito? Non è per l'età, via, dai, andiamo, se no, allora, abbi pazienza. Qui sto razzolando nel vuoto, infatti non sta rispondendo nessuno, e ti trombo la moglie, e qui, vabbè, che io non posso, ma almeno rispondete, no? Elegantemente, e incazzatevi, magari, casomai, vero? Sì, perché poi in fondo sarebbe carino. Ma vedete, il Sud non è più quello di una volta. Pronto, signora? Pronto, dica. È la moglie di Antonio? Ma chi cerca, scusa? Antonio. Antonio che, agosto? Sì. Ma... Sì, purtroppo io sono Fernando Ottobre. Lui, ormai? Ormai che cosa? No, ormai, dico, cioè, lui, cioè, dico, Ma... Antonio. Ormai? Ormai che cosa? No, le chiedo, lei ha una voce che mi sembra un po' vedovile, sta bene Antonio? Mio marito è morto, scusa. Allora, scusi, le sto dicendo ormai, lo capisca signora, io sento dalla voce che lei non abbia pazienza. Ma lei che cosa cerca, scusa? Io sono Giuseppe Tromba Vedove. Ma io non lo so, ma che gli devo fare? Le capiamo al volo, vero? Ormai cosa? Cristoforo Antonio e poi era morto, d'accordo? Sì. No e no, chiaro? O via. O diciamo le cose come stanno. Ma guarda un pochino. Ecco. Giuseppe in Pennsylvania. Devo ritrovarlo il disco, poi ve lo faccio sentire. Va bene, su, dai. Sì. Certo che no. Siamo agli sgoccioli, Non abbiamo avuto molta soddisfazione in questa prima parte, devo dire. Perché guarda, è tutto un'assenza e quelle persone che ci sono, mamma mia. Addio. Sì, l'unico momento bello, uno sprazzo meraviglioso che è stato quel vaffanculo di quella signora, come lo rimpiango. Proprio mi accarezza l'anima. A volte i ricordi, sì, vaffanculo. Bello. Pronto, parlo con Giovanni? Sì. Ecco, buongiorno. Senta, oggi non posso venire. Scusi, lei chi è? Mi dispiace, sono quello che le doveva trombare la moglie. Purtroppo oggi non posso venire. Ecco, vedi come fanno, lo vedi come fanno? Guarda, ho solamente un minuto, quindi non posso che richiamare Giovanni. Abbi pazienza, ma rispondimi, incazzati, dimmi anche cosa, dai un segno di vita. No. Ma io lo so che è nel loro diritto. Lo so che fanno bene anche a far così non mi danno soddisfazione. Ma io non ho la mia sola responsabilità, ma anche la vostra. Pronto? Io sono come un conducente d'autobus.
io ho su di me la responsabilità anche di chi c'è sull'autobus, e quindi io sono un conduttore radiofonico e quindi ho la responsabilità dei miei ascoltatori, ecco, e quindi io chiaramente devo avere della soddisfazione per girarla a voi. Se non me la danno, lo vedete cosa succede? Beh, insomma, abbiamo 8 secondi, 8 secondi, dimmi te, 7, sì è 7, la passata un po', va bene, d'accordo, ci rifamo nella seconda parte, vendetta, tremenda vendetta. Pronto? Ah, pronto, signora, è la Tommasina? No, sono la mamma. Ecco, mi passa Tommasina, signora? Non è con me, per conto suo, a casa sua. Ah, per conto suo, a casa sua? Sì, sì. Ah, con suo marito? E con i figli? E con i figli, sì. Ah, e che fa di lavoro Tommasina? Ma lei chi è? Io sono... mi può dire che fa di lavoro Tommasina? Il padre? Il lavoro lavora Tommasina? C'ha la palestra mia figlia. C'ha la palestra, ecco, Sì. È titolare lei della palestra? È sua? Sì, sì. Ecco, insieme al marito? Sì, sì. Anche il marito è titolare della palestra? Certo. Ecco, ora io le devo dire una cosa, signora, purtroppo è proprio, ecco, io volevo sapere se era lei, effettivamente è lei, io in palestra ci sono stato, è un problema enorme perché topi che escono fuori da tutte le parti, scarafaggi, va bene? Io stavo facendo un esercizio di bodybuilding quando è venuto fuori un topo, mi è venuto sul bicipite e mi ha mangiato mezzo muscolo. Ora io non lo so come si deve fare, ora c'è un muscolo mangiucchiato e poi un puzzo di merda, signora, io non lo so, ma dove hanno fatto questa palestra? Sopra una fogna? Mi sente? Lei c'è mai stata in quella palestra, signora? No, una volta sono andata e basta. Ecco, guardi, io protesto perché ti fanno pagare ma non ti danno un servizio adeguato, capisce? Ma poi, perché non chiama loro o va alla palestra e li trova? e poi lì c'era un signore che mi si è avvicinato, tutto finocchio, insomma omosessuale, e mi voleva palpare. Ora io dico, ma è possibile? Ma che gente frequenta quella palestra? Io non lo so. Ma... Lei riferisca a questa signora Tommasina, perché qua non va bene, ha capito? E poi facendo degli esercizi ho fatto un sollevamento pesi, sollevo. Loro vanno in palestra, perché non andate in palestra a trovarla? Mi è cascato il peso sulla palla destra, signora, e io chiedo danni, c'ho la palla destra, è come se ci fosse passato sopra una schiacciasassi, una palla è tonda e l'altra è schiacciata. Ora, signora, io c'ho la palla schiacciata, non va mica bene, sa? Mia moglie ha detto, ma così non va, così non va. Ma parlate con loro, io non me ne importa, non mi impiccio. Ma come non si impiccia? Ma guardi, veramente è una cosa incredibile. La mia palla è diventata un DVD. Sì, mia moglie l'ha infilata dentro il lettore DVD, è venuto fuori un film porno, una cosa, cioè, ma si rende conto? Persino i film porno, Ma che palestra è? Parlate con loro, io non mi impiccio e non vado mai. Ma lo so che non va mai, lei è una brava persona, ma non sa cosa succede in quella palestra, C'ho la palla al DVD, Lo so, telefonato, andate da loro a trovarli. I topi, gli scarafaggi, signora. Pomeriggio è aperta la palestra. Alle 3 è aperta la palestra. Lo so che è aperta la palestra, ma la palestra apre, poi la faccio chiudere io, ho capito, perché qua se no poi finocchi che vanno da tutte le parti, Poi non basta, un attrezzo mi è entrato un culo, signora, io ho sentito anche male, Ma parlate con loro, io non mi impiccio per niente, non vado. E poi c'era uno che faceva degli esercizi ginnastici davanti a me e fa, tutte le volte si chinava, in faccia a me. Dico, ma spostati, un puzzo di non sapeva nemmeno di scureggia, era un puzzo indefinito, cosa ci avessi dentro quello lì, io non lo so, ma certa gente non dovrebbe frequentare quella palestra, mi capisce? Ma ho 30 anni che ce l'hanno. 30 anni, è tutta da rinnovare, lo dico io, la Tommasina. Ma vedono loro, io di queste cose non mi importa, parlate con loro o andate. Lo so signora, ma lei è una brava donna, lei non può immaginarsi nemmeno, vero? Però purtroppo c'è un puttanaio, signora, ci sono veramente donne che la danno, ci sono delle stanzette separate dove uno dice... vedono loro, il signore ci castiga poi. Paga me... Chi? Come paga?
Chi castiga? Il Signore, poi ti castiga quando fanno le donnacce, le cose. È vero, signora, io sono rimasto male perché io sono molto pio, c'ho anche l'occhio pio. Capito? Io sono veramente molto, sono credente e prego sempre Dio perché c'ho l'occhio pio. E allora quindi praticamente, anche Berlusconi c'ha l'occhio pio, ma allora quindi praticamente vedo queste persone che si vendono, donne che si vendono, La vedono loro, parlate con loro e ce la vedono loro con la palestra, io non mi impiccio. Ma mi sa che lei sapesse qualcosa, che lei, secondo me lei subodorava, signora, lei subodorava. Povera donna, la Tommasina c'ha la palestra, figurati te che non succede in quella palestra, di tutto e di più, però non è vero nulla, però non si sa mai, qualche tofino, qualche topa, senz'altro, sicuramente. Un dottore, ti voglio parlare mentre dipinge, no, quello è pittore, ti voglio parlare mentre dipinge un altare, fra tanti angioletti bianchi mette un angioletto nero. No, questo è un dottore, che ha poi un nome molto carino, cioè un nome molto strano per essere una persona, Ora vediamo, Pronto, è il dottor Signorino? Chi è? È il dottore? Sì? Buongiorno. Senta, io ho un problema, vorrei una visita, vorrei prendere un appuntamento. Ero in palestra dalla Tommasina, un peso mi è cascato sulla palla, mi è diventata piatta, uso CD, anzi DVD. E quando la infilo nel lettore vengono fuori tutti i film porno. Ora lei mi capisce, non è bello questo, mia moglie si è scandalizzata. Come si può fare? Posso venire da lei? Quando vuole venire? Ecco, ma ha capito il caso, vero? No, se mi vuole ripetere. Allora, io ero in palestra, nella palestra della Tommasina, non so se lei la conosce, una certa Tommasina, vabbè, ha 30 anni questa palestra, vabbè, insomma, niente, stavo facendo un esercizio di pesi, il peso è cascato e mi ha schiacciato una palla, è diventata proprio la palla destra, schiacciata, tutta, insomma, come, ha presente un DVD? Schiacciata, lei è stato ricoverato? Ha avuto... No, veramente, perché stranamente ho sentito un po' di male lì per lì, però poi, essendo schiacciata completamente, è diventata come un DVD, come se posso dire una pizzetta, no? Cioè il DVD, sai, sono questi dischetti, no? Allora io ho preso questo DVD, c'è questa palla e così mi sono accostato al lettore DVD e l'ho inserita dentro e così mia moglie ha detto guarda, è venuto fuori un film porno, davvero. C'era tutto, contenuti speciali, selezione scena per scena, sottotitoli in tutte le lingue, le lingue, se lo può immaginare quali lingue. Ecco, capisce? Non è bello una cosa del genere. Io vorrei far tornare la mia palla alla dimensione normale, alla funzione regolare. Ma non ho capito, da me cosa vorrebbe? Una visita insomma un po' approfondita, pago, non c'è problema, siccome non mi va di farlo sapere troppo in giro, ecco, è una cosa riservata, lei mi visita, mi sa dire se si può fare qualcosa, insomma. Quando vorrebbe... Mi dica lei, io guardi sono abbastanza libero, perché ho preso libero dal lavoro proprio per questo inconveniente, ho detto ora mi faccio visitare una persona, mi hanno parlato molto bene di lei, e allora... Lei si chiama Signorino di nome, vero? Sì. Un nome anche molto interessante. Ecco, quando potrei venire? Mi dica lei. Io anche oggi, verso le 17:30 sarei libero. No, io oggi non vado. Mi dica quando? Lei può venire martedì alle 2? Martedì, prima no, No. Vabbè, alle 2, va bene, sì, no, ma voglio essere visitato da lei. Alle 2, d'accordo, vengo alle 2. Cioè, lei, però, gliel'ho ripetuto, l'ha capito il caso, vero? Non proprio... Ma dico, ma il medico è lei, cioè se non capisce il caso, quando glielo farò vedere capirà. Lei ce l'ha a disposizione un lettore DVD? Ma quale lettore DVD? Appunto nello studio. No, glielo porto io, così vede, le porto il lettore, le porto il televisore, vedrà che è una cosa incredibile, la palla è diventata un DVD porno. Lei ha voglia di scherzare oppure è una cosa...
No, dico, ma se ne accorge, no, voglio dire, come può pensare una cosa del genere uno che ha la palla ridotta a un DVD, scusi, abbia pazienza. Non ho capito, e che fa? Che c'entra il lettore del DVD? Perché inserendo dentro la palla a DVD, proprio schiacciata. Come fa a inserire? Ma me lo dice ora, è 3 ore che lo sta dicendo, solo ora me lo dice. Dottore, sveglia, ma quando l'ha presa sta laurea? Non Ma lo che so. cazzo sta contando? Ma no, il cazzo sta bene, il cazzo, è la palla. Quindi, ma lei, ma cosa mi sta dicendo? Ma lei è un dottore o cos'è? Cos'è? Un muratore? Cos'è? Un manovale? Ma mi può dire per 2 volte io le ripeto il caso e lei non capisce. Poi dopo 3 ore dice, ma come fa? Si ha a che fare con tanti matti. No. Si figuri. Ma lei non è mica un dottore del cervello? Ma insomma, no, lei è uno strizzacervelli, no, lei è un medico. Allora, lei mi deve guardare la palla ridotta a un DVD. Lei deve vedere anche questo film porno, che poi c'è della gente, cioè fanno delle cose incredibili. Io non ho mai visto un film porno così porno. Senta, si rivolga a qualcun altro. Vedesse che inculate, dottore. Sì, a lei e famiglia. Altrettanto, condoglianze, dottore. No, questo dottore, io non mi ci affiderei a un dottore così. Signorino di nome, proprio di nome di battesimo, dottor Signorino, ma Signorino è il nome. Ma ti rendi conto? Tutti matti, siamo tutti matti. Per forza, ragazzi, per forza. Sì, dunque, vediamo da chi si potrebbe. Ma io a volte mi domando, come mai. No. Come si chiama? No, c'hanno dei nomi. Cioè, questo dottore era strano. Gliel'ho detto una volta, gliel'ho ripetuto e lui venga. Si piacerebbe, sì, niente. Cliente a pagamento, sì, buttalo via. Poi alla fine ha avuto dei dubbi. Sì, signora, io vorrei sapere se per caso c'è in casa l'inquino. Sì? C'è? Sì, chi è lei che io desidero? Sono linguone, devo parlare con l'inquino. L'inquino? No, l'inquilino, l'inquino. Sì, aspetti che ve lo passo. Ecco. Sì. Ora dico, uno si chiama l'inquino, senza apostrofo, tutto attaccato, l'inquino. Pronto? Pronto l'inquino? Sì. L'inquino, mamma mia, l'inquino. L'inquino. Oh. Che male. Mio padre ha voluto mettere il giro e io stavo zitto e l'ha messo che se ne posso fare. Aiuto l'inquino. L'inquino, tu ti chiami l'inquino. Guarda, mi basterebbe solo sapere perché tu ti chiami così, guarda, mi basterebbe solo questo. L'inquino, cioè l'inquino o non l'inquino, che cosa? Non so, l'ambiente. Ma siccome non c'è l'apostolo, è tutto attaccato, non è nemmeno l'inquilino e nemmeno l'inculino, è proprio l'inquino. Perché ti chiami così? Perché l'ha messo mio padre, che ci posso fare? E tuo padre ti ha messo questo nome? Lo so, ma è il nome di qualche nonno, di qualche. Cos'è il mio nonno? Forse doveva andare a Luigi, non lo so. Luigi? Forse doveva andare a Luigi. Ah, nonno si chiamava Luigi? No. Antonio, ecco. L'altro nonno come si chiamava? Gregorio. Ecco. Come mai ti hanno chiamato l'inquino? Non lo so, o si chiamava qualche mio zio. Ma c'era qualche zio che si chiamava l'inquino? No, qualche zio, sì. Qualche zio che era giunto prima, sì. Sì, ma qualche qua, uno ce ne sarà stato, uno. Sì, uno. L'inquino con la Q. Sì. A me non avessero messo linguino con la G, linguino. No, magari. Con la Q l'ha messo. Col culo, no, col culo, così. Senti, l'inquino sei una macchietta, sai, cioè basterebbe il nome, ma anche te, sei proprio come il tuo nome, l'inquino, fantastico. Penso che di l'inquino ci sia solo tu nel mondo,
del mondo solo io sono. Non ce ne sono altri? No. L'inquino, ma quanti anni hai, l'inquino? Io ce n'ho 72 finite. 72, guarda, l'ho trovati di più vecchi, più vispi di te però, devo dire la verità. In ogni caso va bene. Senti l'inquino, ecco, ma non ti hanno mai preso in giro per questo nome? Sì, sempre. Sempre? Sì. Ma perché ti hanno tirato fuori la linguina? Qui si mette maritano pure le donne. Le donne? Le donne, le signorine, signore. Ecco, che cosa ti hanno fatto le signore? Si mette la linea, no? Sì, però ti hanno chiesto qualche linguino, te l'hanno chiesto? Sì. Ti ha fatto qualche linguino a qualche donna? Sì, me l'ha detto, io dormivo e non potevo fare niente. Dormivi? No. Sì, dormivo, no. Ma quando? Quando si nasce non si dorme. Sì, quando... Sì. Allora, dormivo, no? Sì, boh. Senti, l'inquino, Dimmi. ma quante donne hai avuto te? Solo mia moglie. Solo tua moglie? Sì. In tutta la vita? Va bene, ha paura che ne vuole avere più, ma io sono tutta bella famiglia. Ma nemmeno un'altra donna, nemmeno prima di conoscere tua moglie? Sì. Allora dimmi, quante ne hai avute? Ho avuto 5-6. 5-6? Già. L'inquino, ma le hai leccate bene? Come? Le hai leccate? Queste donne, le hai leccate? No. Leccate? Con l'inquino. No, una volta non si andava in macchina, una volta si andava a Pratica, chiamata Pratica. A Pratica di mare. E che cosa succede? Succedeva quello che succedeva, no? Sì? Ma succede ancora? No, sono loro con le macchine se ne vanno. Ma ora tu, l'inquino, a 72 anni è già chiuso? Chiuso il battello. Chiuso? Sì. Ma almeno il linguino tu lo puoi usare, no? Vabbè, chiuso adesso. Ma tua moglie che dice? No, mia moglie sta zitta. Sta zitta, eh? Sì. Prima però. Prima sì. Prima andavo bene. L'inquino. Mamma mia, ragazzi. È una cosa stupenda. Trovare uno che si chiama l'inquino. Io credo che sia... l'inquino sei una perla rara. Una perla di oro. Sì, la perla di oro. Sei unico nel mondo, capito, l'inquino? Non ce n'è altri come te, non ce n'è altri. Quando ero giovane. Lo so, quando eri giovane, ma a 72 anni, l'inquino, a 72 anni oggi l'uomo è ancora giovane. Ma va bene, ma insomma, dire, no? Ma insomma, voglio dire, penso che all'uomo vengano ancora i desideri a 72 anni. Lo so. Te ce l'hai i desideri? Io ce l'ho i desideri, perché no? Che cosa desideri? Che cosa devo desiderare? Io desidero mia moglie, no? Ah, ecco. Solo lei? Se vedi una bella donna, la desideri? Se vedo una bella donna posso guardarla, ma che desidero io... Non desideri? Non sono abituato a vedere mia moglie. Solo tua moglie? Sì. Hai trombato solo con tua moglie? Quando ero giovane un'altra uscita c'era. 5 o 6? 6, 7, 8. Non ci allarghiamo, l'inquino. E come ti dicevano le donne? L'inquino mio, l'inquino, No, slinquinami tutto. Sì, mi chiamavano Lino. Lino? Lino, Senti, mamma mia, l'inquino. Lino, allora ti chiamerò Lino anch'io, va bene? Sì, dimmi. Va bene l'inquino, Sì. da ora in poi ti chiamerò Lino, va bene? Va bene. Ok l'inquino, d'accordo? Sì. L'inquino! Ciao. Ciao l'inquino! Ciao. Ciao l'inquino. L'inquino è un personaggio inimitabile, si parte dal nome ma anche come persona era veramente carino. L'inquino. Tenete a mente questo nome perché non si tornerà mai più. Se non c'è il sondazzo stasera lo m'ammazzo, passerò per pazzo ma non mi importa ma se c'è il sondazzo io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete